Se io vado presso i Daiyaki, Iban, cannibali, tagliatori di teste, divento uno di loro. Non so se era il mio essere, era un armadio allora, ero ben messo. Barba lunga, capelli lunghi, ero diverso, per cui c'era l'accettazione. Io ho avuto anche in Borneo, in Amazzonia, ho avuto dei rapporti con degli sciamani, perché anch'io ero uno sciamano secondo loro. La mia magia attraverso, non so, in Borneo, il Polaroid, era una cosa straordinaria. Catturare l'immagine. Trasformare l'immagine, far vedere la persona che mi era davanti, ma questo sono io. Ma come hai fatto? Mago. Quindi queste erano cose che ti aprivano la porta soprattutto. Straordinario, e quindi era molto più facile ad avere, diciamo, un rapporto diretto, essere accettato nella comunità. E a me veniva spontaneo, viene ancora spontaneo, non ci sono filtri, non ci sono barriere. Se io vado, non so, presso i Daiyaki, Iban, cannibali, tagliatori di teste, questo ti dice la letteratura, divento uno di loro. Non c'è distacco, ma questa è una cosa che è un dono che hai, ma l'ho scoperto dopo, non lo sapevo assolutamente.